purtroppo sempre più giovani e quindi se sono più giovani vuol dire che hanno più tempo per peggiorare, ma anche più tempo per essere, come dire, recuperati a una socialità positiva. Sono sempre più giovani i bulli e le loro vittime, non solo teenager ma anche bambini, un fenomeno che si è allargato recentemente come certifica il trevigiano Giampaolo Sbarra, vicepresidente nazionale dell'Associazione Docenti e Dirigenti Una vita professionale trascorsa nelle scuole del territorio. Credo che il Covid e il lockdown abbiano portato un contributo significativo all'accelerazione di questi fenomeni e quindi questo va affrontato in maniera molto specifica all'interno delle scuole e fuori dalle scuole. Quindi si parla adesso di dotare le scuole dello psicologo, insomma c'è un problema che deve essere affrontato però in maniera sistematica. Un'aggressività che va contenuta e accompagnata con una duplice visuale. Uno studente che bullizza è uno studente che ha problemi, non è uno studente che li ha superati e che li crea solo agli altri, li ha lui alla sua origine, anche quelli vanno affrontati. Tutti devono essere aiutati. La punizione non può essere l'unica risposta, perché non ci risolverà il problema, non ci aiuterà ad affrontarlo nella sua complessità, anzi ci darà l'illusione di aver fatto qualcosa, ma certamente è qualcosa che non basta. E questo nei giorni in cui nel Trevigiano fa clamore la storia di quel bambino undicenne bullizzato da 3 coetanei, denunciati anche per istigazione al suicidio. Il bimbo, per scelta dei genitori, continua a rimanere a casa da scuola, la stessa dove venerdì mattina un altro undicenne è stato colpito con un pugno al naso nell'ora di ricreazione. Stava giocando alla macchina gialla, racconta il fratello maggiore del diretto interessato, facendo riferimento a un gioco molto in voga sui social, già perché l'altro tema è quello dei cellulari liberi e dello spirito di emulazione. Questi ragazzini che sono sullo smartphone da quando hanno 10, ma prima anni e quindi sono all'interno di un mondo che nessuno controlla e dove nessuno li guida, tutto questo ha delle conseguenze e quindi richiede da parte nostra di adulti, di educatori, una responsabilità sempre maggiore.